Buonasera e benvenuti, terza puntata del 2024 di Preview. Come sempre ci concentriamo sul Catania, sul mercato in questo momento, ma anche sul prossimo avversario, visto che si gioca domani in casa del Picerno. Fari puntati ovviamente anche sul Messina nel campionato di Serie C, ne parleremo insieme ai nostri ospiti. Intanto Giovanni Marchese, ciao Giovanni. Ciao Marco, ciao. Ben ritrovato, Grazie. bentornato. Grazie per l'invito. E come sempre bentornato a Gianluca Russo, ciao Gianluca. Ciao Marco, ciao Giovanni, buonasera a tutti. Parleremo anche con un ospite molto importante, sono contento di averlo con noi, Nicola Binda della Gazzetta dello Sport. Ciao Nicola, buonasera. Ciao, buonasera a tutti, ben ritrovati. Saluto in particolare Giovanni che non vedo da un po' di tempo. Ti posso chiamare Giovanni o devo chiamarti mister? Assolutamente, grazie. Grande Nicola, direi. È da tanto tempo che non ti vedo e sono emozionato e sono contento di rivederti. Giovanni, sono più contento se mi chiami Giovanni. Va bene, noi lo chiamiamo Mister Giovanni, dai, così almeno siamo a posto, nella metà ci sta la verità. Insomma, andiamo a vedere adesso la grafica con il prossimo turno e la classifica del campionato di Serie C prima di incominciare le nostre discussioni. Questo è il calendario della 22esima giornata, col Catania che, lo ricordiamo, va a giocare a Picerno, poi c'è Latina Monterosi, Brindisi Cerignola, Crotone Francavilla, Foggia Avellino, Messina Taranto, Sorrento Turris, Juve Stabio Giuliano, Monopoli Potenza, Benevento, Casertana. Poi la classifica del campionato di Serie C prima di questo turno, con la Juve Stabio in testa a quota 44, Picerno, Avellino, Crotone, Casertana 38, Taranto 37, Benevento 36, Cerignola 31, Sorrento e Potenza 29, Catania e Giuliano 28, Latina 27, Foggia 25, Messina 22, Turris 20, Monopoli 19, Virtus Francavilla 17 e poi Monterosi e Brindisi a chiudere a quota 14. Oggi non c'è con noi Naomi Moschitta, che saluto ovviamente, ma la ritroviamo fin da domani con diretta stadio e anche con l'interazione con voi del pubblico. Adesso io andrei a sentire le prime dichiarazioni di Lucarelli sul mercato del Catania, perché poi voglio coinvolgere i miei ospiti proprio sulle discussioni inerenti il mercato. Sentiamo Lucarelli. Per quanto riguarda invece l'aspetto del mercato, dobbiamo fare ancora qualcosa, lo sappiamo dove e cosa, e quindi senza fretta andremo poi a rifinire in quelle caselline di doppioni dove sono rimaste vuote. Per me Chiarella fa parte del gruppo, su Bocic stiamo facendo delle valutazioni relativamente all'infortunio che ha avuto e al fatto che comunque c'è una lista di 24 giocatori e quindi valutiamo se magari può essere meglio per lui andare a fare 5 mesi in prestito da un'altra parte, per poi rientrare alla base, perché magari tra lui e Chiarella lui può avere un po' più di difficoltà nel momento in cui deve lavorare da quinto, diciamo forse più Chiarella ha più gamba e più attitudini per farlo. Diciamo che insomma trovare una ciliegina di Sturaro non è semplice, però sicuramente potrebbe esserci qualcos'altro di piacevole in arrivo se si incastrano determinate cose. Vado subito da Nicola Binda. Nicola, tu che sei esperto ovviamente di tutti i campionati di Serie C, Serie B, ma anche la D, Lucarelli l'ha fatto capire, ma d'altronde è in atto realmente una rivoluzione in casa Catania, che non si accompagna di solito, no, al mercato di gennaio, in cui si chiama di riparazione proprio per questo, no? Invece qui è proprio un mercato di rivoluzione in casa rossazzurra. Tu come la vedi? Ecco, tutti i rischi del caso, perché quando cambi tanto a gennaio poi ci vuole tempo per mettere insieme tutti gli ingredienti e realizzare quello che vuoi realizzare, quindi magari passano un po' di settimane e perdi punti, quindi è un po' rischiosa. Magari invece vinci subito e gli ingredienti fanno subito servire la pietanza in tavolo che volevi, ecco, quindi è un po' rischioso. Di sicuro è un mercato che
sconfessa quanto fatto in estate. Esatto. Questo mi sembra evidente. È stato sbagliato il progetto estivo, che sin dall'inizio faceva un po' pensare, perché vuoi avviare un progetto a lungo termine con un allenatore giovane di valore come Tabiani, va bene, però forse non gli hai fatto la squadra adatta per quello che poteva essere il suo modo di lavorare. Non era una squadra giovane, è una squadra che avrebbe avuto bisogno subito di un allenatore esperto, e non di un allenatore che volesse costruire in prospettiva come voleva la società. È stato fatto un errore, quel progetto è stato buttato nel cestino, e adesso parte questo nuovo progetto che chiaramente, con un nuovo allenatore, con tanti nuovi giocatori, insomma fa partire un po' il Catania da zero, con l'obiettivo di arrivare ai playoff. Poi certo, da qui ai playoff ci sono ancora 4 mesi. Se tu ci arrivi con l'entusiasmo, con la squadra che va a 1000, senza infortuni, con tutti i pezzi messi al punto giusto, così, allora i playoff ti puoi anche divertire. Però, ripeto, adesso è un po' un'incognita, perché se non azzecchi tutti i tasselli, ecco che magari il puzzle non riesce, quindi è un momento molto delicato, secondo me. Giovanni, una dirigenza che ti fa tutto questo mercato a gennaio è difficile da trovarla, no? Tu che fai l'allenatore. Assolutamente sì, è difficile. Sono pienamente d'accordo con quello che ha detto Nicola. C'è da dire che fa capire questa rivoluzione che qualcosa all'inizio dell'anno non è andata bene. Va bene, adesso è cambiato l'allenatore, quindi ci sta che sta facendo la squadra, diciamo, più vicino a lui, no? Nel suo modo di giocare. E ricordiamo che ha fatto grandissimi acquisti, tanti acquisti, ma il campionato di Lega Pro è già difficile, ancora più difficile è il ritorno. Però, come diceva Nicola, o ci può valere qualche settimana, come magari si vince subito e quindi magari l'entusiasmo sale immediatamente a 1000 e cresce. Sì. Bisogna cercare di arrivare più vicino possibile, diciamo, alla zona alta, anche se la classifica è un po' corta, non ci vuole un attimo. E poi c'è la Coppa Italia, che è importante, sì. Ne parleremo anche fra pochissimo. Intanto voglio farvi vedere, l'avrete già vista sui social, ma come il Catania ha presentato Sturaro ieri all'arrivo, insomma, del giocatore. Questa è la presentazione dei canali social del Catania. Buonasera a tifosi di Catania. Adesso voglio farvi vedere il palazzo di Catania. Adesso a Stefano, benvenuto a Catania e noi vediamo a Massimino. Ciao. E questa è la presentazione, insomma, scelta. Beh, il social ormai è imperante, lo sappiamo, però questa è la presentazione scelta al Catania per un giocatore certamente di alta categoria, di superiore categoria, Nicola, ma che rappresenta anche un'immagine importante per quanto riguarda il Catania, no? Portare un giocatore che ha giocato nella Juventus, che ha fatto la Champions League. Intanto vedo che Pellegra con l'italiano migliora, quindi pian piano fa piacere. No, sì, Sturaro, non si discute, in questa categoria è un giocatore fortissimo. Quello che conta sono le sue condizioni atletiche. Esattamente. Quest'anno in Turchia non stava benissimo, bisogna capire se il fisico adesso è a posto, ma se Sturaro sta bene lì in mezzo al campo, è un giocatore che ti tiene in piedi il centrocampo da solo, fa girare la squadra, quindi il suo valore non si discute. Ripeto, l'importante è che lui stia bene. Poi con i colori rosso-blu, in questo caso rosso-azzurri addosso, non rosso-blu come il Genoa si è esaltato l'anno scorso, ha contribuito anche lui alla promozione in Serie A, quindi con quei colori addosso magari riesce a
a stringere di più i denti e a sopportare il dolore se dovesse non stare bene. Meglio che in Turchia di sicuro, dove era fino a un mese fa. Ci vorrà, come ha detto anche Nicola, insomma ci sarà almeno una settimana o due per trovarlo in condizioni migliori, forse un mese per trovarlo nelle ottime condizioni. Gianluca, abbiamo fatto una scheda ovviamente di Sturaro, che andiamo adesso a vedere, ti sei concentrato su che cosa? Perché vedremo un po' di dati relativi a qualche percentuale, no? Importante. Sì, risalta agli occhi subito l'accuratezza dei passaggi, le statistiche sono veramente alte, si parla di un 77%, i dati riguardano tutta la carriera di Sturaro, quindi l'accuratezza dei passaggi, i passaggi nella tre quarti avversaria, che parliamo molto spesso di verticalizzazioni, quindi un 67%, altra statistica altissima. Passaggi in avanti accurati, anche quella è un passaggio smarcante, una verticalizzazione, siamo intorno al 66%, così come i retropassaggi, che a volte sembra il passaggio più facile ma non lo è, perché vai a togliere le castagne dal fuoco, quindi quando hai anche là un'accuratezza quasi vicina al 100%, questo sta a significare che è un centrocampista d'ordine, sa quando andare a togliere la palla da una zona di pericolo, andarla a scaricare dietro per poi andarla magari a riprendere e ricominciare, perché non verticalizzare. Quindi le statistiche dicono questo, la sua carriera, la sua storia dice questo di questo giocatore. È chiaro che adesso bisogna un attimino metterlo in forma, metterlo nelle condizioni, sì, come diceva Nicola Binda. Comunque la tua grafica, come al solito, dettaglia bene quello che è stata veramente la carriera di Sturaro fino adesso. Andiamo a sentire le prime parole di Sturaro in rosso-azzurro. Dopo comunque un'esperienza all'estero non positiva per il modo che ho io di fare calcio, di vedere il calcio, ho avuto questa sensazione guardando comunque partite, notizie, ho avuto questa sensazione di un Catania, no? Che potesse essere il mio futuro, perché a me piace essere in una squadra di calcio dove si può costruire qualcosa, dove da momenti difficili o da società nuova come può essere questa puoi costruire qualcosa. Penso che in situazioni del genere io riesca a esprimere al 100% quello che sono in campo e fuori, e quindi mi sono, diciamo, fatto avanti in prima persona inizialmente con Lucarelli e poi da lì è nato un po' tutto, no? Ormai questa cosa è partita più di un mese fa, è uscita da poco ma è partita più di un mese fa. Penso di essere un uomo valido, onesto e fedele, e quindi quello che sono io cercherò di portarlo all'interno di una squadra già forte, già competitiva, e cercherò comunque con l'esempio o comunque con quello che posso dare di dare qualcosa ai compagni, di dare qualcosa magari a quelli un po' più giovani. Dare qualcosa a quelli un po' più giovani. Tu, Giovanni, l'hai conosciuto quando lui era più giovane? Io un po' più anziano. e tu un po' più anziano, che giocatore è? Si faceva già valere quando era giovane, giocatore interessante, dotata di grande corsa, no? Io ero sempre più Nizico quando giocava con noi col Catania. Un grande acquisto del Catania, un ragazzo valido veramente, positivo, mai una lamentela. Si è sentito anche da quello che ha detto. Insomma, uno che sembra che tirava il gruppo, un ragazzo per bene. Io penso che ha fatto un grandissimo acquisto sia come calciatore che come uomo per lo spogliatoio. Nicola, voglio tornare da te perché abbiamo parlato di rivoluzione, no? Sono 9 gli acquisti del Catania, ma ce ne saranno ancora, perché insomma la rivoluzione non si è ancora placata, si fanno nomi, magari se qualcuno ce lo vuoi anticipare anche tu lo accettiamo volentieri, ma ci sono nomi importanti come quelli di Artistico o di Donnarumma ad esempio, ma è una rivoluzione che prosegue e che proseguirà. Che proseguirà, ma appunto più passa il tempo più serviranno appunto giorni o settimane per vedere i giocatori a disposizione a pieno regime. Già il fatto che Sturaro sia a pieno regime tra un mese ti fa perdere rischi di perdere un mese, voglio dire. Poi magari se la squadra vince sempre anche il suo inserimento verrà accelerato, perché anche lui vorrà giocare in una squadra che vince, quindi è tutto un po' un'incognita, ripeto, un po' un'incognita. Questo è un mercato di riparazione in cui si aggiusta
qualche piccolo errore, se il motore ha il carburatore sporco o ha bisogno di un'aggiustatina alla centralina, si fa un'aggiustatina. Invece facendo così proprio ammetti di avere sbagliato nella prima parte della stagione. Però qui secondo me c'è un grande equivoco di fondo su quelli che sono i progetti della proprietà e le ambizioni della piazza, secondo me, che non sono mai stati ben chiariti. Tu l'hai detto in una recente intervista, insomma, questa è una piazza che chiede di più rispetto alla Serie C. Tu hai detto, mi sembra, correggimi se sbaglio, però va anche detto che il Catania è risalito in D dalla D quest'anno, per cui anche questo va tenuto in considerazione e forse andava ricordato di più alla piazza. Allora, premesso che con una proprietà del genere il Catania ha davanti un grande futuro. Esatto. No? Quindi dopo tante stagioni di incertezze, problematiche, discussioni, eccetera, fino alla fine che tutti conoscete, con la caduta in Serie D, eccetera, adesso con questa proprietà il Catania ha davanti un futuro importante. Quello che la piazza deve capire, cioè la proprietà ha sempre detto di voler crescere, però non come un razzo, anche perché se arrivi impreparato nelle categorie superiori prendi 2 schiaffi e torni indietro. Devi arrivare su ben attrezzato sotto tutti i punti di vista, come squadra, come società, come strutture. E allora, da come ha sempre detto Pelligro, lui vuole crescere facendo questo gesto con le mani, ha sempre fatto, cresce la squadra, le strutture, l'ambiente, tutto, e per essere pronti per arrivare in Serie B e rimanerci, e poi progettare la Serie A e rimanerci. Se però la piazza invece pretende di salire subito, non ha colto questo messaggio. Io capisco il tifoso del Catania che in Serie C, anche se è stata l'attualità per molti anni, però ultimamente mi sembra la Serie C, ecco. Quindi non è la prima volta, è la Serie D che è la cosa insolita e irripetibile, spero. Ma quello che deve credere il tifoso del Catania è che deve avere fiducia, secondo me, deve avere fiducia, perché anche se quest'anno non vinci, non è che l'anno prossimo dici non siamo saliti, smantelliamo tutto, smembriamo. No, il Catania l'anno prossimo sarà ancora più strutturato per riprovarci, quindi mettersi a contestare adesso, mettere in non garantire il sostegno necessario che la società in questo momento ha bisogno, e anche la squadra, devo dire, rimetti un po' in discussione tutto. Quindi è vero che la società ha sbagliato all'inizio, ha fatto un progetto per affrontare il campionato, come abbiamo detto prima, che non ha funzionato, però voglio dire, ha sbagliato, ci riprova, nuovo allenatore, nuovi giocatori, cerca adesso di andare più in alto possibile. Ma se non dovesse andare bene, ma ci si riprova, ma dove sta il problema? Non è che, anche se il futuro mi sembra radioso, non mi sembra da star lì a polemizzare, perché non aiuta la polemica. Anche se va detto poi, Nicola, che insomma, dopo è vero che c'è stato anche un momento molto difficile fra la dirigenza e la tifoseria. Adesso la situazione, anche con l'arrivo di Lucarelli, è un pochettino diversa, però è vero quello che dici tu di fondo, di una situazione in cui... Non ha insegnato nulla, e gli anni scorsi non hanno insegnato nulla. Voglio dire, hai capito cosa? Adesso il Catania ha una proprietà seria che garantisce un bel futuro. Se non arrivano i risultati, chi se ne frega, arriveranno. Perché devi contestare una società che ti garantisce un futuro? Vuoi tornare indietro con una società che non sapevi se finiva il campionato? Non credo proprio. Non credo proprio. E allora perdi una partita, perdi 2 partite, il dispiacere, tappi il naso, piangi, ma vai avanti lo stesso e ricominciamo. Io sarei molto più ottimista fossi il tifoso del Catania. Salvatore Monaco, andiamo con la scheda, Gianluca, dell'altro acquisto di questa settimana del Catania, perché insomma è un difensore e che, fra parentesi, è un figlio d'arte per quanto riguarda Catania, perché ricordiamo tutte le imprese di Gennaro, di suo papà, e questa è la sua scheda. Sì, dici bene, è un difensore ed è un difensore forte, è un centrale, ha giocato anche da braccetto, quindi la difesa a 3, da esterno alla difesa a 3, e le statistiche evidenziano chiaramente il suo tipo, il suo main game, no? Quindi forte nei duelli aerei, forte nei duelli palla a terra, un po' meno forte quando va via palla al piede, però non è quello la sua prerogativa. Molte palle recuperate nella zona di competenza, quindi forte nei contrasti. Credo che
per questa categoria e forse anche qualche altra categoria sia un acquisto azzeccato, insomma, per quel ruolo là. È veramente un buon profilo. Andiamo a sentire anche per quanto riguarda Sassamonaco le sue prime parole in rosso-azzurro. Spero di poter ripagare la fiducia della società e onorare questi colori fino alla fine. Mio padre si è emozionato e lui per me è un maestro di vita e mi ha raccontato molti aneddoti e io so bene perché sono nato e cresciuto in questa città e ho sempre sognato di giocare per migliaia e migliaia di tifosi come i tifosi del Catania. Io penso che nella vita di ognuno di noi è tutto scritto, se uno segue i segnali giusti prima o poi tutte le notti insonni, le porte in faccia sbattute un giorno ripagano ed oggi sono veramente onorato e felice di essere qui. Abbiamo parlato di Monaco, Giovanni abbiamo anticipato e ci arriviamo adesso il discorso della Coppa Italia, perché è vero che noi siamo preview e dunque ci concentriamo sulla prossima partita, quella col Picerno, ma c'è un'altra mercoledì che forse è ancora più importante per il destino del Catania, che è la semifinale, l'andata della semifinale di Coppa Italia con il Rimini. Rimini che, possiamo vedere anche le immagini mentre ne parliamo, Giovanni, ha vinto l'ultima partita di campionato 3-1, ne aveva perse 3 di fila e consecutivo, un momento un po' particolare, poi entreremo nel vivo, ma intanto ti chiedo sul Catania qual è secondo te lo spirito con cui si arriva a questa semifinale? Catania sarà carico sicuramente, il Rimini sta vivendo un momento un po' altalenante, no? Sì. Catania sarà carico, poi non bisogna farsi scappare questa opportunità della Coppa Italia, che ti fa fare un bel balzo, no? di classifica. Ma ormai da gennaio in poi tutte le partite diventano fondamentali per cercare di rosicare punti, risicchiare anzi punti per le squadre che stanno lì davanti al Catania. Ogni partita dovrebbe essere una finale per questo Catania, io la penso così. Questa è la partita del Catania invece con il Brindisi, l'ultima partita in casa, il famoso 4-0 che ha rilanciato il Catania dopo la sconfitta 3-0 a Crotone. Fra poco invece andremo a vedere le immagini della partita del Rimini con la Torres, Rimini che ha vinto, lo ricordiamo, 3-1 con 3 gol in 11 minuti. E la Torres è vice capolista del campionato di Serie B, per cui prima guardiamo la grafica invece con le ultime del Rimini, perché abbiamo fatto questa piccola parentesi prima del Picerno proprio sulla Coppa Italia, per cui andiamo a vedere la grafica sulle ultime del Rimini per darvi un po' l'idea su quello che sono i risultati del Rimini fino ad ora, l'1-0 con la Carrarese, la sconfitta in casa dell'Entella, l'altra sconfitta col Gubbio e con l'Arezzo e poi la vittoria con la Torres e 11esimo il Rimini nel girone B con 26 punti e in Coppa Italia ha eliminato Gubbio, Perugia e Vicenza ai calci di rigore. Torno da Nicola Binda mentre appunto andiamo a vedere fra un po' anche le immagini della partita con la Torres del Rimini per chiederti, Nicola, tu lo dicevi all'inizio, no? È importante questa fase del campionato, magari imbrocchi una serie di successi. Certo, la Coppa Italia è una scorciatoia, potrebbe essere una scorciatoia, no? Sì, ma prima viviamola per quello che è il suo ruolo più importante, cioè alzare una coppa non lo fai tutti i giorni, quindi provare a vincere la Coppa Italia, poi magari fai i playoff, non li vinci, però hai alzato la Coppa Italia, hai già vinto più di tanti altri, quindi secondo me sarebbe già quella una grande soddisfazione. Poi come conseguenza, certo, la Coppa Italia ti garantisce di entrare nei playoff insieme alle terze, quindi superando diversi turni preliminari, un vantaggio non da poco da non sottovalutare, però io come priorità darei appunto l'importanza al fatto di poter alzare questo trofeo, che è un trofeo prestigioso. Giochi contro il Rimini che non è sicuramente una squadra strepitosa, è una squadra modesta che sta facendo un campionato un po' altalenante, molto giovane, che adesso ha bisogno di rinforzi ma non riesce ancora a far mercato, insomma non mi sembra un avversario particolarmente impegnativo per il Catania, che mi sembra più favorito. Semmai è un'ottima occasione per il Catania per avere una partita in più nelle gambe, per ingranare e far inserire i nuovi nei meccanismi di Lucarelli, quindi io sfrutterei questo turno che è da vincere assolutamente, ma anche per fare dei passi avanti verso la
la quadratura del cerchio finale della squadra. Ricordiamo che la semifinale si gioca con gare di andata e ritorno, a fine febbraio ci sarà il ritorno in casa del Catania. Ricordiamo anche che sia per la partita con il Picerno sia per la partita con il Rimini i tifosi del Catania potranno assistere all'incontro allo stadio. Sembra una cosa scontata, ma negli ultimi tempi lo sappiamo, lo sanno molto bene i tifosi del Catania, non è stato così. Ci fermiamo, ritorniamo fra pochissimo per introdurre invece la sfida con il Picerno, fra poco. Di nuovo in diretta dai nostri studi per andare a parlare della partita fra il Picerno e il Catania, in scena domani alle 16:15. È una partita che ha visto due precedenti sia in campionato che in Coppa, 2 vittorie da parte del Catania, sia nelle prime giornate di campionato. Fra parentesi, il Catania che affronterà il Picerno con 3 allenatori diversi. C'era Tabiani quando il Catania ha vinto 2-0 con la doppietta di Di Carmine, c'era invece Zeoli quando il Catania ha vinto 3-2 in Coppa Italia con una partita un po' particolare. Ci sarà Lucarelli invece nella partita di domani. Andiamo a sentire proprio Cristiano Lucarelli con le sue dichiarazioni sulla gara contro il Picerno. È una squadra che sta facendo un campionato importante, sono parzialmente d'accordo sul fatto che sia una sorpresa, perché se uno conosce la società, la programmazione e quello che stanno proponendo ormai da anni, diciamo è una sorpresa, ma non è una sorpresa inaspettata, perché ovviamente il lavoro paga e loro stanno facendo un ottimo lavoro, hanno una squadra forte con dei giocatori importanti, un allenatore bravo che riesce a farli giocare bene, che sta facendo un grande lavoro, e una società strutturata alle spalle che ama programmare e non improvvisare. Quindi questo è sicuramente un dettaglio che in Serie C fa la differenza. Questi saranno 5 mesi decisivi, nel quale ho detto: ragazzi, noi dovremo cercare di fare in 10 giorni quello che le altre squadre hanno fatto in 6 mesi. E ce la possiamo fare. Nicola Bidda, voglio tornare subito a te, anche perché fra poco, come promesso, ti saluto per parlare un pochettino di quello che ha detto Lucarelli. Abbiamo 10 giorni per fare quello che le altre squadre fanno in 5, e poi per parlare del Picerno che è quello che fanno in 6 mesi. esatto, in 6 mesi. Esatto. E poi c'è questo Picerno che, sorpresa sì, però è una squadra che sa giocare veramente bene a pallone, no? Sì, il fatto che l'hai battuta 2 volte non vuol dire che sia una passeggiata, anzi, rispetto a quella del Rimini, in cui, ripeto, il Catania è favorito, invece a Picerno sarà molto più complicata. È vero che il Picerno ha venduto De Cristofaro, sul mercato si sta ancora un po' attrezzando, può essere un po' disorientato, però è una squadra tosta, è una squadra forte che soprattutto sul suo campo così piccolo diventa non è secondo per caso col Picerno, quindi il Catania deve andare là molto, Lucarelli dice in 10 giorni quello che gli altri hanno fatto in 6 mesi, quindi chiede un miracolo, perché se fosse facile lo farebbero tutti, no? Quello che si fa in 6 mesi farlo in 10 giorni, quindi certo che, ripeto, come ho detto all'inizio, se vinci una partita sicuramente tutto diventa più facile, se non vinci invece il percorso di inserimento diventa lento, quindi al di là della volontà di tutti di lavorare e crescere, ma i risultati poi aiuteranno il lavoro di Lucarelli. Però ripeto, se riesce a fare in 10 giorni quello che gli altri hanno fatto in 6 mesi, lo chiameremo Super Lucarelli come Superman, perché è una cosa... È un lavoro bello complicato. È una cosa ben difficile, veramente difficile, anche se lui dice noi ce la possiamo fare, però insomma ti ha dato ragione con le sue dichiarazioni, ci vuole del tempo. Ma, tanto ripeto, se vinci a Picerno per esempio, poi datti il Rimini in Coppa Italia, sicuramente con l'entusiasmo che si crea, la voglia di giocare, di esserci, ti aiuta tantissimo. Ma se dovesse andare una delle 2 partite male, che ci sta, insomma, così,
ecco che allora il processo di crescita diventa normale. Quindi, ripeto, comprendo l'ottimismo di Cristiano, che è un ragazzo assolutamente positivo, generoso e coraggioso. Gli auguro ogni bene, però deve essere aiutato dai risultati. Se i risultati lo aiutano, il suo lavoro sarà più semplice, se no dovrà darci dentro parecchio per aspettare la sua vera squadra. E vedremo cosa succederà insomma in questa fase finale di stagione, poi nella prossima. Nicola Binda, io intanto ti ringrazio, grazie per la tua partecipazione e spero di averti ospite nelle prossime occasioni. Volentieri, ti ringrazio, saluto ancora Giovanni che ho rivisto volentieri e speriamo di vederci presto su qualche campo, magari al Massimino. Ciao Nicola, grazie ancora a Nicola Binda. Ciao a tutti. Ciao. Allora andiamo a vedere le statistiche a confronto per introdurre appunto la partita con il Picerno, le statistiche delle due squadre, ne abbiamo messe alcune particolari, no Gianluca? Mi soffermo su una, i gol subiti da fuori, il Picerno 0. Cioè l'unica squadra, l'abbiamo anche sottolineato con un asterisco, di solito non ne mettiamo, l'unica squadra di C a non aver mai subito gol da fuori area. C'è un motivo, perché il Picerno è una squadra che in fase di non possesso è molto aggressiva, se non esci forte in palleggio non te la fanno mai vedere la palla, non te la fanno giocare, quindi difficilmente arrivi poi al limite dell'area per andare a calciare e fare gol. Le altre statistiche comunque sono statistiche importanti, non come il Catania dell'ultimo periodo, però comunque è una squadra molto pericolosa. Fa specie i gol che hanno subito sul rigore, che sono tanti, così come le palle perse, quindi perdono palla, perché comunque poi in analisi saremmo un po' più precisi. Gli piace giocarla, toccarla più volte, hanno un'evoluzione, la fase di finalizzazione molto particolare che in C non si era ancora vista, e quindi è una squadra molto interessante. Le statistiche rappresentano proprio questo, così come quelle del Catania. Quelle del Catania sono statistiche importanti, siamo primi nei duelli difensivi vinti, siamo primi nella percentuale dell'1 contro 1 vinti. Per cui ci sono già delle statistiche che segnalano come il Catania comunque abbia uno status di crescita, diciamo, fra virgolette. Sì, ci credono ancora di più. Probabilmente il modulo di gioco, il sistema di gioco è cambiato, gli uomini che sono arrivati alzano il tasso tecnico e quindi poi vai a sviluppare quelle giocate che ti portano evidentemente dei vantaggi sia a livello numerico e statistico che di fatto. Giovanni, si affrontano due squadre, una con un modulo collaudato, perché insomma il Picerno gioca col 4-2-3-1, lo ha fatto per tutta la stagione. Una è il Catania, che ovviamente ha cambiato allenatore, ma anche col nuovo allenatore, lo dice lo stesso Lucarelli, una squadra un po' camaleontica che cambia impostazione di gioco, anche se poi vedremo con Gianluca che anche il Picerno, come tutte le squadre, in fase di attacco poi attacca in un determinato modo, in difesa gioca in un altro modo. Cos'è meglio secondo te? Fissarsi su un sistema, diciamo, oppure avere più frecce al proprio arco sotto questo punto di vista? Non è poi così importante. Sicuramente se hai più frecce è meglio, però il sistema, diciamo, rappresenta ogni allenatore, no? Una base. Sì. Il mister, io mi ricordo quando è venuto da noi qua, giocava già con 3-5-2, poi durante la carriera qualcosina forse ha cambiato, forse era passato anche a 4 se non sbaglio con la Ternana. Ora sta ritornando al suo vecchio modulo e sicuramente quello che gli dà maggior sicurezza, che poi 3-5-2 fatto bene non è assolutamente difensivo, ma anzi può essere forse anche più offensivo, si vede anche l'Inter, no? Quando attacca. Voi allenatori ci insegnate che appunto non è il sistema, il ma modulo che no, si perché voglia poi come tu proponi la fase anche offensiva, come difendi, ma poi come proponi la fase offensiva, perché tu immagini che hai la mezzala che si inserisce, il quinto che si inserisce, due attaccanti che si inseriscono, già sono 4, e vai anche a chiudere con tante volte con 5 giocatori, là dentro è tanta roba. Poi magari non fai gol e fai un grosso dalla tre quarti, c'è un attaccante come capita sempre e ti fa gol con 5 difensori là. Certo. Però comunque non è assolutamente, non è un 5-3-2 ma un 3-5-2. Ma un 3-5-2 che cambia notevolmente la sostanza, fra parentesi è realmente un 3-4-1-2 quello che ha usato poi Lucarelli con il Brindisi. A proposito della partita con il Brindisi, Gianluca, ritorniamo su quel gol non gol di Carmine, perché insomma
Tu ci hai provato, è vero che non c'è la tecnologia in Serie C, per cui non è facilissimo, però ci abbiamo provato a far capire se il pallone è entrato oppure no, ne hanno discusso tutti, lo rifacciamo andando a guardare le immagini della tua prima clip. Sì, al di là poi delle immagini di Moviola dove abbiamo zoomato, lo sviluppo dell'azione è importante perché è stato il tema della partita, l'uomo nello spazio, l'uomo tra le linee, lo vedremo anche in altre immagini. Adesso si vedrà il replay dove ho cercato di zoomare la palla al di là della linea, è proprio questa, stando qui, vedendola così, insomma... Certo, ovvio, la posizione è quella, fra virgolette, frontale alla porta, fra virgolette, però insomma sembra che il pallone sia lì. Diciamo che se c'è parte del pallone sulla linea è certamente la proiezione, il pallone era oltre, può essere che la proiezione sia stata sulla linea. Invece andiamo a vedere altre due clip in cui ci concentriamo su alcune giocate del Catania, tipo ad esempio la prossima con una giocata tra le linee importante che crea anche un mismatch. Sì, hanno messo spesso e volentieri il giocatore tra le linee, era quello che bisognava fare contro il Brindisi per metterlo in difficoltà, perché storicamente in questo campionato il Brindisi va in difficoltà con l'uomo tra le linee, non riescono ad assorbirlo, la difesa va in panne, non hanno le uscite coordinate e codificate e quindi la subiscono questa cosa. Questa azione del Catania è stata interessante, mi è piaciuta perché c'è uno studio dietro e quindi quando si studia la partita e poi succedono queste cose, adesso al di là del gol voluto o non voluto, poco c'entra, però è un'azione che ti ha permesso poi di svilupparti sull'esterno, un 3 contro 2 e quindi vai in superiorità ed è sempre una cosa positiva. Poi c'è questo cross tiro traversone, insomma, che va ad insaccarsi, meglio per il Catania perché si porta, va col doppio vantaggio. Un tiro diabolico questo in Zammarini, chiamiamolo così, però Giovanni è quello che un po' dicevi tu prima, no? Il 3-5-2, in questo caso 3-4-1-2, se giocato in un determinato modo ti dà delle possibilità anche d'attacco importanti, non è un modulo difensivo e l'abbiamo visto adesso. Tutti i moduli sono belli e brutti, dipende sempre come lo interpreti. Diciamo che io personalmente un modulo che non farei è un 4-3-1-2, a me personalmente non piace, però 4-3-3, 4-4-2 che adesso è un 4-2-3-1, punta verticale, punta orizzontale, 3-5 sono tutti moduli che mi piacciono, 3-4-1-2. Mi piace un po' meno il centrocampo a rombo, no? Che potrebbe essere un 4-3-1-2, no? Però tutti i moduli sono 2000, diciamo. Ma assolutamente il 3-5-2 non è assolutamente difensivo, ovviamente quando la squadra avversaria ti attacca diventi a 5, puoi diventare a 5, ma sempre anche come diceva Gianluca, no? Se tu non vai a pressare forte, le squadre ti mettono in mezzo e quindi possibilmente diventa un 5-3-2, ma se tu vai a pressare forte e alto, possibilmente a 3-5-2 diventa un altro tipo di modulo, è proprio così. Zammarini, a proposito, è stato protagonista, no? In questa partita, a parte il gol particolare con quel tiro che ha sorpreso il portiere del Brindisi, tiro cross, diciamo, tra virgolette, è stato protagonista anche nel gol dell'1-0 del Catania, certamente di Carmine, certamente Peralta, ma lui ha dato il là all'azione. Sì, va a riconquistare una palla giocata male in uscita del Brindisi, pazzesca questa palla persa. Al di là di questo, cosa ho voluto evidenziare? Il giocatore libero nello spazio, perché il giocatore che balla nello spazio senza difensore diventa micidiale, poi se ha qualità, se ha velocità, se ha tecnica, come in questo caso Peralta, è una giocata importante, quindi loro là non dovevano perdere palla, bravo il Catania a recuperare, scarica palla, giocatore nello spazio, gli attaccanti si aprono, decide di giocarla sulla destra per Di Carmine, poi quello è il suo mestiere, sa dove mettere la palla. Qualità degli attaccanti. Il tema è stato quello, mi è piaciuta la partita al di là della pochezza del Brindisi, perché è veramente poca roba il Brindisi in questo momento del campionato, però il Catania l'ha fatta con cognizione, aveva un'idea di gioco, l'ha sfruttata e quindi ne ha tratto i benefici e i vantaggi che doveva prendere, quindi tutto bene, insomma. Tutto bene, in quella partita sicuramente tutto bene per il Catania, ovviamente si attendono conferme soprattutto nelle prossime, come abbiamo detto sono molto importanti, quasi decisive, sia quella con il Picerno che soprattutto quella con il Rimini. Ci fermiamo, torniamo fra pochissimo, parleremo del Messina e poi andremo ad analizzare l'avversario del Catania.
Fra poco andremo ad analizzare anche la partita del Messina dopo la vittoria importante, anche sorprendente, in casa della Casertana, ma concentriamoci sul Picerno, prossimo avversario del Catania, andando a vedere la scheda come abbiamo fatto per il Rimini, le 5 partite precedenti del Picerno, che ha raccolto 21 punti, 10 vittorie, 8 pareggi e 3 sconfitte. Lo ricordiamo, è al secondo posto in classifica, seppur in coabitazione, abbiamo visto, con tante squadre. Le ultime partite giocate, 2 pareggi con la Casertana e con il Brindisi, poi la sconfitta interna con la capolista Juve Stabia e poi la vittoria per 3-0 con la Virtus Francavilla e l'1-1 di Taranto per un Picerno che insomma non attraversa magari il momento migliore della sua stagione, ma certamente ha dato sempre un senso a questa sua stagione con il gioco che arriva grazie al suo allenatore, di cui andiamo a vedere la scheda, vale a dire Emilio Longo, che è stato sicuramente giudicato fra i migliori nei dilettanti per quello che ha fatto, e è una rivelazione in questo momento tra i professionisti, almeno per quello che sta facendo il Picerno in questa prima fase della stagione. Ti ha sorpreso Longo? Lo conosci bene, Giovanni? Sì, l'ho seguito, un allenatore giovane, perché alla fine sì, esatto, 73 è giovane, è preparato. Me li aspettavo questi risultati. Cioè, ci avresti scommesso tu sul Picerno all'inizio campionato? Come ho detto poi mister Lucarelli, comunque il Picerno è una società che da anni ha un progetto dietro, quindi sicuramente l'allenatore mi ha aiutato su questo punto di vista. L'allenatore è quello giusto da questo punto di vista, così come lo è la società. Andiamo a sentire cosa ha detto Longo del Catania. Di Sturaro lo sappiamo, non ci sarà, inizia con lui, ma poi va a discutere proprio delle qualità dei rossazzurri. Penso che Sturaro non sia della partita, visto anche le sue stesse dichiarazioni, e quindi che avrebbe bisogno almeno di un paio di settimane per rientrare in forma. Ma a prescindere da Sturaro, la squadra è cambiata totalmente rispetto alla partita d'andata, per i tanti cambi, per il cambio di panchina, per cultura di gioco diversa, quindi abbiamo provato a studiarla. È una squadra molto camaleontica, è una squadra che si adatta molto, che cambia tanto anche in termini di posizioni in campo, e questo ci spinge sempre di più a pensare più a noi stessi, nel senso che è inutile lavorare sugli altri se non si ha la convinzione di quello che noi facciamo. Noi dobbiamo cercare di fare bene, cercare di leggere i momenti della partita, cercare di leggere gli spazi che la partita stessa riesce a realizzare in mezzo al campo e provare a fare il nostro meglio, che deve essere un po' la cultura che ci ha contraddistinto da sempre. Un po' quello che dicevamo prima con Giovanni Marchese, un Catania camaleontico e un Picerno che proverà a giocare la sua partita come ha sempre fatto in questa stagione, con un attaccante, con un bomber che è il bomber per eccellenza in questo campionato, sta facendo veramente benissimo. Stiamo parlando di Jacopo Murano ed è lui il faro, insomma, della squadra, il samurai, così l'hanno chiamato i tifosi per via dei suoi occhi un pochettino a mandorla. Qualcuno l'ha accostato a Lautaro, pensate, un po' non per le caratteristiche tecniche ovviamente, ma per la capacità di incidere nella partita, soprattutto nella prima parte di questo campionato, e pensare che nel 2018, lo state leggendo nella grafica, ha temuto di non poter più giocare a pallone, è diventato invece un gran protagonista di questa squadra. Come è stata protagonista il Messina, e vado da Francesco Triolo. Ciao Francesco, buonasera. Buonasera Marco, buonasera a tutti. Protagonista a Caserta. Giovanni. Certo, protagonista a Caserta, Francesco, il Messina quasi a sorpresa, anzi diciamo a sorpresa senza quasi, adesso fuori dalla zona play-out, bisogna crederci, no? Esatto Marco, quasi a sorpresa, ma sai, quando si incontrano due figli di Zeman può succedere di tutto, e Modica ha azzeccato tutto quello che c'era da azzeccare nella partita contro la Casertana, la migliore partita del Messina. Si parte da quella base per affrontare il Taranto di un ex Eziolino Capuano, che è squalificato, ma sicuramente non farà mancare il suo carisma al Taranto in una partita che lui sente parecchio, o quella del Francoscopio. È un Messina che è uscito dalla zona
layout punta decisamente a risalire la classifica e quindi sai, la partita col Taranto diventa anche importante per dare continuità e quelle risposte anche all'interno stesso dello spogliatoio in termini di consapevolezza, in termini di fiducia che servono in queste occasioni. È un Messina che però ci arriva un pochino così accorciato, diciamo, negli uomini, perché Franco è squalificato, Firenze ha avuto l'influenza e quindi non si è allenato per diversi giorni, non sta bene, e quindi Modica, sai, fa giocare sempre tutti i giocatori che stanno al top della condizione, perché il suo modo di giocare, il suo modulo è parecchio dispendioso e quindi occorre tenere ritmi sempre molto alti. Francesco, c'è stata anche una amichevole, una sgambatura, diciamo così, per il Messina in settimana, no? Sì, un allenamento congiunto con la Messana, che è una formazione di Messina del campionato di eccellenza, in cui Modica, ti stavo dicendo questo, ha provato diverse soluzioni. Ha provato ad esempio il 4-3-3, schierando l'ultimo acquisto Zona nel ruolo di terzino sinistro, e poi così ha consentito di avanzare Ortisi sulla mediana. Ha provato anche il 4-2-3-1 con Lia e Giunta davanti alla difesa, una soluzione non nuova, una soluzione nuova, ma che non disdegnerei per eventualmente vederla in campo contro il Taranto. E poi sembra che Modica sia propenso a continuare sulla linea di Taranto, con Rosapio e Mausso e Zunno alle spalle di Luciani, che in questo momento è l'assetto offensivo che ha dato maggiore sicurezza, maggiore certezze a tutta la squadra. Quindi questo dovrebbe essere, se vogliamo andare a vedere anche un po' la formazione, che dipende sempre molto dalla possibilità di recuperare o meno Firenze a centrocampo, però sono delle prove che Modica ha fatto nel corso dell'amichevole con la Messana. È terminata 1-1, l'amichevole con la formazione di eccellenza, però è un Messina che sta cercando di recuperare anche la condizione fisica. Francesco, ti ringrazio come sempre e ci vediamo la prossima settimana. Ciao Francesco. Grazie a voi, saluti a tutti, buona serata. Ciao. Allora, ritorniamo a parlare del Picerno, lo facciamo con l'angolo tattico, prossimo avversario del Catania. Come al solito, Gianluca, dividiamo fase di non possesso e fase di possesso. Partendo dalla prima, il Catania può sfruttare gli esterni, almeno mi sembra che hai segnalato questo. Sì, può sfruttare gli esterni qualora il Catania riuscisse ad uscire in palleggio veloce e ripartire rapidamente e verticalizzare subito per poi aprire il gioco sugli esterni. Questa è una situazione che si può verificare contro la difesa del Picerno, quindi riuscire a verticalizzare per poi aprire il gioco sugli esterni, e loro là molte volte si trovano a 3 dietro perché mandano molti uomini in fase di possesso avanti, quindi con un palleggio veloce riesci chiaramente a prenderli sull'esterno, e questa è una delle zone dove loro soffrono di più in questo campionato. In questa fase fino ad oggi hanno sofferto di più. E lo vediamo anche nel prossimo taglio, nella prossima clip che hai tirato fuori, che è legata ancora a una situazione simile. Sì, un attacco lato opposto, vedi dove il loro difensore esterno non riesce a fare la copertura, poi là chiaramente vanno nel panico perché ha dovuto fare una diagonale forte per andare a prendere l'inserimento avversario, quindi non c'è preventiva in quella zona di campo. Questo vuol dire che la devi sfruttare, quindi ci devi arrivare con un palleggio veloce, più presto possibile, più preciso possibile, per sfruttare appunto lo spazio vuoto da attaccare. Stesso discorso, ancora un'altra situazione, in questo caso lo vediamo qua. Sì, eccola là, loro sono concentrati in zona centrale, c'è uno scarico semplice, molto lento sull'esterno, quindi una palla non molto veloce, e classico cross al centro, attacco ad anticipare il primo uomo, e quindi anche là, al di là adesso del tiro in porta, quindi come vedi lo scarico sull'esterno è sempre possibile, e quindi bisogna sfruttare le corsie. Quanto valgono, Giovanni,
gli studi, come stiamo facendo noi con Gianluca in trasmissione, per un allenatore, e quanto vengono recepiti dal gruppo, dalla squadra, cioè riuscire ad analizzare tatticamente l'avversario, farlo nel momento giusto è sicuramente un valore aggiunto. Assolutamente è importante, poi Gianluca proprio fa vedere le cose per bene come... Basilari? No, basilari, fa vedere... No, basilari nel senso non basiche, basilari sono due cose diverse. Fa vedere bene come deve essere fatto diciamo, una giusta analisi della partita, no? Offensiva, difensiva. E per quanto riguarda il primo esempio fatto lì, secondo me è più un errore però individuale, l'esterno non può uscire, lì ti punta l'avversario, c'è un avversario che devi scappare con l'avversario e fai uscire piuttosto il centrale o fai fare il raddoppio del centrocampista che stava arrivando. Secondo me il Catania ce la può fare. Ce la può fare, sì, ce la può fare perché Catania è duro, non muore mai. Non si muore mai, Catania non muore mai. Vedremo che cosa succederà, anche che ci sarà freddo, fra parentesi, lo dico soprattutto a me stesso, visto che ci devo andare, visto che domani sarò lì. Fase di possesso, invece Gianluca, qui c'è un'analisi da fare importante, perché attaccano veramente con tanti uomini. Sì, importante, bisogna dare i giusti meriti al mister Longo, perché io ho analizzato tante partite in Serie C, lo faccio per lavoro, per cui non mi è mai capitato di vedere uno sviluppo in fase di finalizzazione con un 3-3-1, quindi eccola l'uomo che ho evidenziato adesso è un eventuale recupero palla sporca, loro mandano 3 uomini dentro l'area di rigore, tutti e 3 vicini, quindi fanno gruppo, riescono ad assorbire tutta la difesa, poi lasciano una seconda linea di 3 uomini al limite dell'area, ok? Quindi col possesso palla, questo ti consente poi di avere i centrocampisti che non vanno a raddoppio, quindi ad aiutare i difensori, quindi si allargano, vanno a prestare la palla, e da là loro sviluppano la loro finalizzazione e poi tengono questo intermedio, quindi questo settimo uomo davanti a questo gruppo di attaccanti per poter recuperare o impedire con un fallo tattico la ripartenza. Questa è una situazione che è molto pericolosa, perché quei 3 giocatori, come vediamo in zona secondo palo, tutti e 3 attaccati, riescono ad assorbire completamente la difesa avversaria, quindi bisogna stare veramente attenti su questa situazione, e la fa solo il Picerno in Serie C. Andiamo a vedere, lo dico alla regia, l'altro, non il numero 3 ma il numero 4 delle clip, per verificare un pochettino quello che abbiamo detto adesso e rivederlo in un'altra occasione, in questo caso sempre con il Brindisi. Sì, sulla destra dello schermo vediamo i 3 attaccanti sempre a fare gruppo in zona secondo palo, gli altri 3 sugli esterni, quindi eccoli qua, e si vanno a posizionare per dare la palla filtrante, lo scarico centrale o la giocata individuale come in questo caso, e poi abbiamo sempre l'intermedio che è pronto a recuperare un'eventuale palla sporca. Quindi sono questi 7 giocatori di attacco, quindi a proposito il 3-3-1 di Longo, ed è veramente molto ma molto pericoloso, perché poi vogliono tenere palla al piede, è una squadra serena, tranquilla, non ha problemi di classifica, non ha pressioni, quindi, diciamo. Prima ne parlavamo molto, no, con Nicola Binda delle pressioni, Giovanni, giocare senza pressioni è un'altra cosa, no? Assolutamente più sì. Facile. Assolutamente sì. Tu che sei abituato a giocare al Massimino e sai cosa vuol dire? Massimino, a Genova, con la Salernitana, col Bari, diciamo un po' piccole piazze, piazzette così. Piazzette così. Però sicuramente fa, specialmente quando le cose vanno male. Esatto. Specialmente quando le cose vanno male. E Gianluca ha detto bene, insomma, da loro sta andando pure bene, fra parentesi. Andiamo a vedere quella che è la probabile formazione del Picerno per la partita di domani, ricordandovi che ci sono stati degli acquisti: Alessandro Albertini a centrocampo, Francesco Pio Petito dal Sorrento come attaccante. Noi l'abbiamo schierata in questo modo, anche se vi diciamo che lì soprattutto fra i 3 dietro la prima punta le sorprese sono all'ordine del giorno, per cui ci potrebbero essere altri interpreti come Maiolino, come Vitale. Insomma, è una squadra che ha tante caratteristiche. Il Catania invece dovrà fare i conti con determinate situazioni legate soprattutto agli esterni di destra, per cui rivediamo il modulo dei rossazzurri, con la possibilità di vedere magari Cicerelli,
a sinistra e con quell'attacco che va a comporsi con Peralta alle spalle di Carmine e Costantino. Ovviamente la situazione legata all'esterno di destra può andare a evidenziare poi una formazione anche con la difesa a 4, chiaramente con Castellini che andrebbe a spostarsi a destra in difesa. L'arbitro, anzi gli arbitri, la terra arbitrale della partita di Picerno, Ruben Arena di Torre del Greco e poi appunto Catani di Fermo e Moroni di Treviglio. Ci fermiamo, fra pochissimo la top 11 e l'ultima parte di preview. Ultima parte della nostra preview, siamo andati a vedere le probabili formazioni di Picerno e Catania per la partita di domani. Andiamo a guardare invece quella che è la top 11 di questa settimana di preview, una top 11 che è andata a concentrarsi sul settore giovanile, fra virgolette no, sui giovani di questo campionato, e guardate che bei nomi sono venuti fuori. È un 4-3-1-2 in questo caso ed è un under 23 fondamentalmente. Gianluca, ricordiamo che insomma non siamo io e Gianluca Russo che decidiamo, lo diciamo tutte le volte, ma dipende tutto da dati statistici e percentuali. Rivediamo la formazione perché la voglio far vedere anche a Giovanni Marchese. Facciamo allenare Giovanni. Ecco, ci sono tanti giocatori, tu che sei esperto anche di Giovanni. Non ti piace? 4-3-3, 4-2-3-1. Ah, vero, il 4-3-1-2 l'hai detto, centrocampo a rombo non ti piace? Anche se poi in 3-4-1-2 tra virgolette quasi un stringendo però cambiare modulo, sì, però giocatori interessanti. Mi piace l'atteggiamento perché Giovanni Marchese, appena ha visto una formazione, uno schema, si è messo subito in postazione d'analisi. In posizione d'analisi. Sant'Arcangelo e poi artistico, lo conosce Sgarbi, tre giovanissimi e tre ottimi giocatori, no? Guardo là davanti per lasciare perdere Leone. Dico, da prendere ci sarebbe subito Valenti, Maestrelli, Pastina, Volpe, Di Marco, Leone, Romeo, Sant'Arcangelo, artistico e Sgarbi e Peters in porta. Se vuoi costruire per il futuro, dicevamo prima che cosa si è deciso di fare quest'anno, si voleva costruire per il futuro, adesso si è cambiato un pochettino strada. È chiaro che questi giovani certamente ti aiutano sotto un certo punto di vista. Ci fermiamo un secondo per il calcio, facciamo uno spazio dedicato alla pallavolo, alla Saturnia, perché oltre appunto al Catania impegnato nel campionato di Serie C c'è una squadra appunto la Saturnia che gioca nel campionato di Superlega, sta provando a salvare la categoria fra tante difficoltà, fra tanti risultati che non arrivano. L'ultima partita è stato l'ennesimo 3-1, l'ennesima sconfitta per 3-1 con Piacenza. L'analisi dell'allenatore Bua che si proietta anche sulla prossima partita dei bianco-blu in casa di Verona. Dalla sfida di domenica scorsa contro Piacenza ci portiamo il fatto di aver lottato, di essere rimasti in partita fino alla fine, di aver avuto anche un'ottima reazione dopo il terzo set, magari perso in modo un po' più di differenza di punti. La squadra ha reagito, ha giocato bene, abbiamo offerto una buona qualità al servizio, abbiamo toccato tanto e difeso, abbiamo commesso qualche errore magari in momenti un po' importanti che ci hanno un po' penalizzato, però la squadra, devo dire, i ragazzi hanno giocato, ci hanno creduto fino in fondo, a volte queste partite le perdi per 1 o 2 episodi. Lo stato d'animo è quello di una squadra che ha ancora tanta voglia di lottare, di crederci. Io da ex giocatore combattente spero di trasmettere loro anche questa mentalità, si combatte, si va ogni partita in guerra e poi vedremo se alla fine meriteremo di rimanere o no, però lo spirito è quello di lavorare, cercare di crescere, di portare un risultato utile, perché sono convinto che un risultato potrebbe cambiare quella che è la tipologia del campionato. Un risultato potrebbe cambiare la tipologia del campionato, il risultato che cerca la Farm Italia Saturnia, lo cercherà
a Verona, lo cercherà nel turno infrasettimanale della prossima settimana. Andiamo a guardare quando al Palacatania arriverà la Lube, che è una delle squadre più forti storicamente del campionato italiano, alle 20:30 al Palacatania, appuntamento da non perdere perché c'è veramente uno spettacolo. Ricordiamo che la Superlega è un po' come quando Giovanni Marchese giocava in Serie A e quando la Serie A era allora, quando giocavi tu, fra i campionati migliori d'Europa, poco prima era stata il migliore campionato d'Europa. Sicuramente giocatori importanti. Qualche giorno fa guardavo un po' il cellulare, vedevo un po' le foto, Totti, Del Piero, ecco, esattamente. Vidal. Dico, cavolo, ho marcato gente così, però ogni anno ci sono sempre grossi giocatori. Io non sono come quei calciatori che diceva, gli ex calciatori, ah no, era più forte prima perché quando giocavo io era squadra. È sempre forte la Serie A. Ogni anno è sempre forte la Serie B, ogni anno è sempre forte la Lega, ognuno con i propri, con le anche proprie perché categorie, giocare in Italia, sempre forti, perché giocare per in Italia è dire veramente difficile, perché ma giocare insomma, in generale in Serie A in tutti i campionati, tranne che non sia proprio l'ultimo campionato del mondo, c'erano dei grossi giocatori prima, perché c'erano Vidal, ma ci sono ancora adesso dei grossi giocatori con nomi diversi, ma sempre forti. Grossi giocatori che ti auguriamo di allenare ma qua siamo brevissimi. Intanto ti vai avanti con i più giovani, con i ragazzi. Io adesso ho la scuola calcio, ho aperto la scuola calcio, nel frattempo sono sempre allenato della nazionale siciliana, il Catania con Monaco, con Rapisarda, il Messina con Frisenna, Ortisi, Lia, Ragusa, li sto seguendo tutti con la speranza che le società poi danno l'ok e che gli stessi calciatori danno l'ok, perché io posso convocare anche ragazzi di Serie A, di Serie B, Lega Pro. Abbiamo fatto 2 amichevoli importanti con Sardegna e Corsica, abbiamo vinto, tra cui loro avevano diversi giocatori di Serie A, francesi. Cabelia, uno su tutti, fortissimo, Gianluca, penso che conosce, è stato il mio giocatore. E adesso avremo un evento a maggio, voglio una rivincita, saremo 4 squadre, Sardegna, Sicilia, noi, Sardegna, Sicilia, Corsica, è un'altra squadra che ancora non l'hanno svelato ed è un evento importante, andremo a giocare in Corsica. Quindi a me servono a noi siciliani, ci siano i giocatori migliori. È una cosa, per tutto rispetto, andare in giocatori di Serie A, B o Lega Pro, che tanti giocatori forti li abbiamo anche in Serie D, molto forti in Serie D e in eccellenza, che sono meno fortunati. Calcio siciliano che chiaramente abbiamo visto ha tanto valore, lo vediamo anche l'anno scorso avendo seguito il campionato di Serie D. Giovanni Marchese, grazie per essere stato con noi, ti aspettiamo ovviamente quando vuoi ospite nelle nostre trasmissioni. Saluto tutti i tifosi del Catania che ti riguardano sempre volentieri, ovviamente. Caro Gianluca, noi ci rivediamo venerdì prossimo, grazie sempre per i tuoi interventi e la tua preziosa collaborazione. Saluto Giovanni e buonasera a tutti. Bene, noi ci ritroviamo invece domani con Diretta Stadio, i commenti, la partita di Picerno e poi le interviste del post-gara, l'interazione con il pubblico da casa, mentre lunedì ritornerà Corner e invece per preview l'appuntamento è a venerdì prossimo. Buona serata.